Va ora in onda la rassegna stampa. Paginone, te lo do io il paginone, altro che tu non capisci, Simone, la fatica che io in questo periodo faccio per proporre una rassegna stampa indecente ogni giorno, capisci? Perché alla fine è un'indecenza, non è una rassegna stampa, è una presa in giro, una fatica, perché deve essere sempre così. Cioè, non è pensabile fare una rassegna stampa seria, paludata, professionale. No, non esiste. Uno che sceglie Radio Libertà vuole la differenza e gliela devo dare anche oggi. Ah, che fatica arrivare a... se siamo già venerdì, è chiaro che venerdì e non è venerdì, è giovedì 29 gennaio 2026, ma ci siamo anche oggi. Ci siete? Busso alle vostre porte, mi aprite? È possibile entrare? Come state? Come state? Male anche voi con tutti i dolorini. Oggi io e Simone sembriamo la famiglia Addams. Taratatan, uno che cammina storto di qua, quell'altro che si soffia il naso di là. Simone, ci fai sentire la tua voce da negretto? Dai, che parli in questo modo? No, non è vero, che parli in questo modo, non è vero. Parla proprio così. E non vuole mettere la rinazzina. Cioè, capisci? Lui è anti-rinazzina. La rinazzina è una droga, viene spacciata nel boschetto di Rogoredo, anche quella, la chiedi, ce l'hanno, e niente. E allora parla in questo modo, no, dopo passa, va bene che passa, va bene. Se l'hanno fatto entrare in Bellerio i militari, vuol dire alla fine che potevi passare. Buongiorno, come state? Allora, voi che state male, ci stringiamo insieme a voi, ma ce la faremo anche quest'oggi, anche perché Sammy Varin vi darà di quelle chicche, di quelle notizie. Non pensate che io mi soffermi sui soliti argomenti. Adesso ultimamente sto evitando anche Vannacci, penso un po', cioè un pazzo per la politica come il sottoscritto che evita Vannacci perché i giornali, quelli di sinistra, lo stanno gonfiando come un palloncino. La notizia che Vannacci potrebbe fare un partito, anzi forse l'ha già fatto, lo chiamano già segretario i suoi, cioè queste robe che non sono notizie, lo stanno gonfiando. Tu gonfi, no? E prima o poi pum, è scoppiato Vannacci. Cioè, davvero, stiamo esagerando. Per cui non mi soffermerò, sì, mi vado a leggere, promesso, anzi lo metterò tra i primi, sia Repubblica che La Stampa, che sono quelli che soffiano proprio su queste polemiche, perché sanno che se Vannacci mollasse la Lega sarebbe un guasto grave per la Lega, ma anche per il centrodestra e per il governo. E già, quel 2 e 3%, ma lui vuole arrivare al 20%, l'ho già detto, sì. Cioè il PD sorride a Vannacci. Bravo Vannacci! Cioè, capisci? Tranquilli, partiamo dall'inizio, ricordando a voi, cari amici che mangiate pane e politica, che questa è anche la buona politica, la stiamo cercando disperatamente ogni mattina e ve la metto lì sul tavolo, quindi fate un po' di spazio se state preparando la colazione, lasciate un po' di spazio per la buona politica, ve la porta il Varin, ma voi mi dovete portare i vostri messaggini. Già, inviate un WhatsApp al 340 6709 659, il numero di Radio Libertà per parlare direttamente con noi, perché attraverso WhatsApp mi compare immediatamente in diretta e io ogni mezz'ora ve lo leggo. Poi più avanti apriremo anche le linee allo 0292947222, ma subito certamente non possiamo non partire senza il nostro quotidiano di riferimento. Ed eccolo qua, il quotidiano comunista, Il Manifesto, con il solito titolo preveggente, divertente, carino, che fa arrabbiare, soprattutto il centrodestra, e lo faccio per quello, signori. Poi costa solo 1,50 € il Manifesto, a un certo punto conviene anche voi barboni, voi straccioni come noi, e compriamoci il Manifesto, giornale comunista. Ma c'è ancora scritto?
Ah sì, quotidiano comunista. Pensavo l'hanno spostato su Avvenire la dicitura, no? Cado dalle nubi, bellissima. La foto di Giorgia Meloni in elicottero che guarda la frana di Niscemi dall'alto. Cado dalle nubi. A 12 giorni di distanza dalla frana, la Presidente del Consiglio si fa vedere a Niscemi. Dopo il sopralluogo dall'alto spiega che i pochi milioni stanziati dal governo sono un anticipo, ma non prende impegni, mentre la zona rossa si allarga e il paese rischia di svuotarsi. Chiaramente per il manifesto cadiamo dalle nuvole, ma pare che era da qualche annetto che si sapeva la problematica di Niscemi e forse qualche governicchio anche di sinistra è passato nel frattempo. Oh, no. Bella la prima pagina assolutamente del manifesto da incorniciare, ma ancora più bella per voi che non ne potete più di tutti questi immigrati che ciondolano, ciabattano da qua, da là e picchiano, violentano, rapinano, perché a un certo punto devi pur riuscire a sopravvivere. L'Unità titola questa mattina: la Spagna regolarizza 500.000 immigrati. Ve lo ripeto, perché è passata un po' sotto traccia la notizia, nel senso che noi abbiamo detto vabbè, e allora bene per loro, ci fa piacere, e non abbiamo pensato che se la Spagna regolarizza 500.000 immigrati e questi diventano europei e questi poi saranno anche da noi, dici fatto sta, il titolo vero dell'Unità è: la Spagna regolarizza 500.000 immigrati, ma poi prosegue: se lo facessimo anche noi. No! Piero Sansonetti, lo amiamo signori. Se va in giro a dire queste cose, vedi cosa ti risponde la gente. 500.000, l'abbiamo fatto in passato, mi ricordo. Abbiamo aiutato Colf, badanti, eccetera, eccetera. Adesso le vediamo, sono tutte lì che lavorano e poi io le vedo solo quando non lavorano, chiaramente, che passeggiano per il parchetto, no? E giustamente abbiamo fatto una bella opera, perché alla fine sono le badanti dei nostri genitori, dei nostri nonni, e se non ci fossero, ti pare? Però questa cosa dei 500.000 immigrati regolarizzati dalla Spagna, e poi sono più o meno quelli che già effettivamente erano di quella etnia e alla fine ci stavano, latinoamericani, quelle robe lì, insomma, latino, ecco, ma li dobbiamo anche noi adesso regolarizzare. Regolarizziamo gli spacciatori. Dici così siamo a posto. Silenzio Marinsky, non può iniziare subito a far casino, poi me lo dite, ci vediamo alla Bagna Cauda il 7 di febbraio e sicuramente mi direte: Sammy, non gridare la mattina presto, che ci dobbiamo svegliare bene. Ma voi che mi seguite dall'auto e state andando a lavorare già in coda a quest'ora, non avete certo bisogno di uno moscio qui. Di moscio non abbiamo assolutamente nulla. E allora mi tuffo subito su Repubblica. Dai che mi piace. No, ma com'è possibile? Passare dall'Unità a Repubblica è una cosa che non ha mai fatto nessun giornalista. Allora vado sul Corriere. Oggi ho le idee un po' confuse, perdonatemi, perché c'è tanta ciccia e il Corriere mi attrae perché parla della polemica ai giochi, la polemica per l'ICE, sai, quei soldatini cattivi americani, ma adesso arriveranno anche i Pasdaran, e ci saranno i guardiani della rivoluzione in giro per Milano che se ti vedono con la minigonna inizieranno a urlarti dietro. Intanto oggi il Corriere titola più asseticamente, sto campionando, mi sistemi un attimo Simone, asseticamente, non senti che campiono, mi lasci campionare, dammi un po' di rinazzina almeno. La minaccia di Trump all'Iran, ecco come titola oggi il Corriere. Gli USA avvertono l'Iran, il presidente Trump non ha usato giri di parole, il tempo stringe, ha minacciato: se Teheran non tratta sul nucleare, deve trattare sul nucleare, attaccheremo.
pronti a usare la forza e la violenza usate in Venezuela. E non rassicura certo la risposta iraniana. Consideriamo la guerra più probabile dei negoziati, ha detto il viceministro degli esteri Garambabbi Abdiadadi. Ma l'ultimatum non ha del tutto precluso una speranza di dialogo. Intanto il premier slovacco Fico sarebbe rimasto scioccato per lo stato psicologico del Trump incontrato a Mar-a-Lago. È fuori di testa, avrebbe detto Fico. Allarme del PD, i pasdaran in Italia per i giochi. E questa è un po' la barzelletta del giorno, ragazzi. Poi è chiaro, se poi li vediamo questi guardiani della rivoluzione che guarderanno che tu abbia il velo, me lo metto anch'io se vogliono il velo, ma no dai, stiamo scherzando, lo sapete, non è una rassegna stampa seria, però mi fa piacere che siate in tantissimi anche oggi. Grazie per averci acceso, grazie per tifare con noi. Buona politica, è difficilissimo trovarla oggi, però ni scemi che frana, zona rossa estesa, Meloni dice agireno, cioè non mica noi, c'è qualcuno agirà. Il TAR boccia il ricorso, referendum a marzo, quindi anche questa misera tentata di inventarsi robe strane, no, si vota tranquillamente verso fine marzo, preparatevi, 22-23 marzo si vota per la giustizia e parleremo di questo questa mattina dopo le 9, questa mattina prima alle 9 parliamo di cose molto serie, la nostra bagna cauda del 7 di febbraio a Grugliasco in provincia di Torino, dove andrà anche il sottoscritto, e allora chiameremo l'organizzatrice Nunzia Risicato, ma subito dopo avremo un consigliere comunale della Lega che ci aggiornerà sul caso di San Zenone al Lambro, quella ragazzina violentata dal solito migrante del Gali, picchiata e violentata a San Zenone al Lambro all'inizio di settembre. Ci sono degli aggiornamenti che vi faranno molto arrabbiare, passati sotto traccia, non ne hanno parlato i giornaloni, chissà come mai. Signori, sono sul Corriere, c'è un motivo per cui mi trastullo sul Corriere? Certo, oltre chiaramente al caso Pasdaran, ma l'Iran smentisce le ipotesi sugli atleti di Teheran, l'ambasciatore americano, quegli agenti USA non in strada, ma i Pasdaran ci saranno? Non si placa la polemica a proposito delle forze di sicurezza straniere che arriveranno sul territorio italiano durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Venerdì prossimo comincia tutto, Se a chiarire il ruolo dell'agenzia antimigrazione che sta scuotendo la città di Minneapolis è intervenuto direttamente l'ambasciatore statunitense a Roma, Fertitta, che ha ribadito come gli agenti avranno esclusivamente un ruolo consultivo nelle operazioni di intelligence, senza essere coinvolti in attività di pattugliamento ed operative. La contesa si sposta adesso sul possibile approdo dei guardiani della rivoluzione khomeinista, responsabili della repressione nel sangue delle proteste in Iran e inseriti dalla Farnesina nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, la cui eventuale presenza ha acceso un'altra giornata turbolenta tra governo e opposizioni. A innescare la miccia era stato paradossalmente il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Fratelli d'Italia Balboni, che nel tentativo di minimizzare la protesta sulla presenza degli agenti dell'ICE scatenata dai senatori d'opposizione aveva preso la parola a Palazzo Madama dicendo: la scorta degli atleti iraniani sarà composta dai Pasdaran, cioè da coloro che hanno massacrato 30.000 giovani in patria, la provocazione. Ma di questo non vi scandalizzate? E cazzo se si scandalizzano! Un'evocazione che ha aperto un caso politico con i senatori del PD Misiani e Cristina Tajani che hanno presentato un'interrogazione al Ministero degli Esteri vabbè, praticamente il 4 febbraio Piantedosi riferirà e adesso ci sono tanti petardini che esplodono per festeggiare le Olimpiadi, ma l'Iran smentisce, non ci saranno i guardiani della rivoluzione, potrete girare senza velo.
cielo, care le mie donne. A attirare l'attenzione, la mia attenzione, è stato oggi il Corriere, perché a pagina 11 c'è l'intervista a Cavo Dragone. Mi viene da chiamarlo Cavo Dragone. Si accomodi, no, scherziamo, questo è un pezzo grosso, signori. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, quello che qualche mese fa destò l'attenzione di tutti belli e brutti per quella frasettina che parlava di un attacco preventivo NATO alla Russia. Ci siamo risvegliati tutti con questa frase, sempre a Corriere mi pare, possibile, no? È un attacco preventivo, e quindi mi ha detto ma si entra in guerra, ma non ho fatto la scorta di pasta, cavolo. Oggi Cavo Dragone a pagina 11 del Corriere, ma Lorenzo Cremonesi non ha osato ritornare sull'argomento, non gli ha chiesto se è previsto un altro attacco preventivo, no, anzi Cavo Dragone adesso tira dritto, tranquillo, molto, molto diverso rispetto a qualche mese fa, si è fatto crescere i capelli, no, siamo gemelli io e Cavo Dragone, ma lui c'ha una bella barba, sono invidioso. No all'esercito europeo, gli USA sono fondamentali, Putin contrario alla tregua. L'ammiraglio dice la NATO deve adattarsi ai cambiamenti, sempre questa frase sibillina, chissà cosa vorrà dire. Cavo Dragone, gli chiedono anche del caso Groenlandia, l'Artico sta diventando sempre più centrale per le rotte commerciali e i russi testano armi. C'è un paginone su Cavo Dragone e vi assicuro che non dice assolutamente nulla, neppure sulla guerra Russia-Ucraina. Zero, si parla chiaramente di grandissime perdite di soldati da una parte e dall'altro, ma oggi la NATO è più forte e coesa di prima proprio grazie alla reazione contro l'invasione dell'Ucraina, capito mi hai? Cioè il fatto che la Russia stia facendo così fatica a conquistare metro dopo metro l'Ucraina, la sta conquistando, vai tranquillo, però fa molta fatica ed è merito della NATO. Giro la pagina, sono sul Corriere e ci rimango, dai, perché c'è la notizia che il TAR ha ufficializzato il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo, lite sul mancato voto ai fuori sede, scrive il Corriere, lo stop quindi a ricorso sulla data, Camera bocciata la proposta dell'opposizione per i non residenti, quindi infondato. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso dei 15 volenterosi che chiedevano di rinviare la data del referendum per riuscire a raccogliere 500.000 firme su un quesito diverso che aggiunge alla norma da approvare anche quelle che verranno abrogate. Quindi comunque non si arrendono, porteremo comunque il nostro quesito in Cassazione, vanno a rompergli le balle lo stesso. L'accusa, il PD contro il governo sull'emendamento respinto, avete paura delle scelte dei giovani? Cosa è successo? Vedetevela voi, è una cosa sinceramente a cui non do importanza e io dall'alto del mio microfono della rassegna stampa posso anche dare più importanza o meno importanza a un argomento, ve lo segnalo, ve lo cercate. Il DDL stupri, siamo sempre sul Corriere e viene intervistata Eilish Line. Sul consenso Meloni ha rotto il patto, il PD ascolterà i cittadini. La leader del PD, Niscemi, piano di prevenzione con i 12 miliardi del ponte. Il ponte di Messina, visto che adesso tutti questi miliardi non servono perché è tutto bloccato e li spostiamo per ricostruire Niscemi e la rifacciamo sempre lì, che è una bella zona, direi. Partiremo sabato e domenica da Milano con un ampio confronto nel paese, faremo delle tappe per incontrare anche le categorie, saremo pancia a terra per la campagna sul referendum, il sì sarebbe un problema per il paese, io dico per qualcun altro, anche Nordio dice che non renderà più efficiente il sistema. I riformisti, ci ritroveremo presto perché tutti siano coinvolti nelle iniziative. La direzione un anno fa era a settembre, poi c'è stata anche l'assemblea. Ma voi capite qualche cosa? Cioè, già si capisce poco quando parla, ma perché è simpatica.
Boh. Però ragazzi è chiaro che abbiamo molti che votano PD, che ascoltano Radio Libertà, ho dei vecchissimi amici storici di radio che mi sentono, per amore, grazie, ma giustamente sappiate che oggi sul Corrierone c'è un paginone con la Schlein. Anche lei è stata a Niscemi, è per quello che crolla tutto, perché ci va troppa gente. Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20, ma oggi il mio è solo un simbolo, ci pensavo da un po' di tempo. Ecco il palloncino Vannacci, che è sempre più gonfiato dalla stampa, e in questo caso dal Corriere, a pagina 14, paginone su Vannacci. Che fa? Sono andati a incontrarlo in Svizzera perché ha fatto uno dei suoi tanti incontri. Vannacci ha un incontro in Svizzera con Salvini, ci vedremo presto, E naturalmente ci si chiede: ma allora lascia la Lega, ha fondato un partito? Non è vero. Ha fatto un nuovo simbolo? Sì, è vero, però non lo scrive il Corriere, ma effettivamente pare che abbia scopiazzato da qualcun altro il simbolo, non è tanto originale, è vero. No, dice che il Corriere dice che il profilo ufficiale di Futuro Nazionale, quello che ormai è di fatto il nuovo partito di Vannacci, scrive il Corriere, è ispirato alla linea ultrasovranista dell'AfD tedesca. Oltre allo slogan "Stiamo arrivando", si legge la dizione "Roberto Vannacci segretario". Ma allora com'è possibile? Sto battendo i pugni sul tavolo. È vice segretario federale della Lega e anche segretario di Futuro Nazionale? E mi sono tolto un attimo le scarpe e ho battuto. Sono sempre sul Corriere. Slogan sui social: "Stiamo arrivando", e lui si presenta già come segretario. Sale la tensione dentro la Lega. Il malessere di Zaia e dei governatori. Romeo: ora bisogna fare chiarezza. Ripeto, sono tutte cose gonfiate perché vogliono fare polemica, vogliono dar fastidio alla Lega e soprattutto a questo governo. La speranza, te l'ho detto, a sinistra è che tutto questo possa creare un conflitto all'interno del centrodestra e del governo e che qualcuno cada. E io, senti, visto che te l'ho detto che mi ha chiamato l'altro giorno l'astrologa e mi ha detto che dopo il referendum succederà qualche cosa del genere, perdonami ma non ci posso credere. Dico no, non è vero, cioè che adesso possa cadere il governo per un Vannacci qualunque, non ci credo. Quindi non vi leggerò l'intervista a Vannacci di pagina 14 del Corriere, ma invece vi dirò che Casa Pound arriverà a Montecitorio. Già, la conferenza stampa a Montecitorio sul progetto di legge sulla remigrazione si terrà regolarmente domani. Domani per la prima volta verrà espressa questa parola, Montecitorio: remigrazione. Che a me piace molto, ti dico la verità, perché dispiace, ma chi si macchia di gravi reati va rispedito al suo paese. A questa iniziativa parteciperanno anche rappresentanti di Casa Pound, ma il deputato leghista vicino a Vannacci, Domenico Furgiuele, che ha prenotato la sala di Montecitorio, non si è fatto convincere dalla moral suasion di Lorenzo Fontana, suo compagno di partito e presidente della Camera. Nessun passo indietro, condivido l'iniziativa, dice. Nel frattempo un altro collega di partito, anche lui vicino a Vannacci, Roberto Sasso, sta lavorando a una sua proposta di legge sul tema. Così il paginone su Vannacci al Corriere, che dice comunque che nei prossimi giorni Salvini e Vannacci si incontreranno, anche per chiarire questa cosa che giustamente, insomma, se fate il tifo per Vannacci, se anche voi come il sottoscritto siete rimasti colpiti comunque dal carattere, dalla caparbietà, dalla potenza anche politica di questo personaggio, che con la politica non c'entrava niente ma adesso si trova molto a suo agio, vedete come sta sfruttando i social e gli stessi giornali gli hanno insegnati quelli di Repubblica questi trucchetti, e quindi
E quindi chiaramente, insomma, ci dispiacerebbe se dovesse uscire dalla Lega. È certo che ci dispiace. Giro la pagina, siamo ancora sul Corriere, la tragedia di Anguillara. Il bambino affidato ai nonni vuole riavere i suoi giochi. Il PM fa riaprire per lui la villa sequestrata dove il papà ha ucciso la mamma. E poi ucciso dal poliziotto e caccia al testimone. E già si ritorna su quello che è successo nel boschetto di Rogoredo. Il legale della gente dice è stata legittima difesa. Milano, i legali della vittima chiedono di acquisire i filmati delle telecamere. Analisi sulla Scacciacani. In poche parole, sta venendo fuori un casino. Perché? Perché? Indovinate, perché adesso si vuole dare la colpa a quello che ha sparato, e stava lavorando lo spacciatore di droga, poteva benissimo sparargli alle gambe e gnignero. Problema che questa gentaglia in senso politico chiaramente, viene ascoltata poi, e come se viene ascoltata da una certa sinistra, e sta montando sempre più la polemica su nulla, signori, tra poco ve ne parlo leggendo qualche altro giornale. Siamo sempre sul Corriere, un'altra segnalazione importante per chi ha figli e nipoti che vanno a scuola e sperano sempre che la scuola sia un luogo sicuro. Dovrebbe essere il luogo più sicuro, stare a scuola, stare in classe. Metal detector nelle scuole. Ecco come e quando li vedremo. Esce la circolare dei ministri, comitati per la sicurezza in tutta Italia, La Spezia pronta a partire, ma i prof protestano. Prima di vederli davanti alle scuole delle città si dovrà attendere ancora qualche settimana. Il tempo che la prefettura recepisca la direttiva del governo è arrivata proprio ieri sera. A quel punto La Spezia potrebbe essere la prima città d'Italia a impiegare i metal detector portatili. Veramente sono arrivati già nel napoletano, non si può dire, ma lì, sai, si entra con la pistola direttamente, per intercettare studenti che cercano di entrare in classe con coltelli o arma da fuoco. Questa è la risposta arrivata bruciando anche i tempi. I ministeri interessati dopo ciò che è avvenuto all'Istituto Einau di Chiodo, dove uno studente di 18 anni a Ba Youssef è stato accoltellato a morte da un coetaneo. Quindi prepariamoci, arrivano i metal detector, ma saranno a sorpresa, non ve lo dovrete aspettare. E se ve lo diciamo non c'è gusto, signore e signori, assolutamente saranno lì quando meno te l'aspetti, e quindi se c'hai il macetino nella tasca ti beccheranno. Casa nel bosco, pagina 23 del Corriere, la denuncia dei genitori. Chieti, tra 2 giorni inizia la perizia sui 3 Vajont, signori, siamo ancora lì che aspettiamo, perché non si trovava l'interprete, ci aveva i cacchi suoi da fare. Ma com'è possibile, ragazzi, tutto ciò? Adesso i 3 Vajont chiedono di mandare via l'assistente sociale perché dicono è ostile. Li stiamo facendo impazzire. Prima erano normali, adesso stanno diventando matti in questa situazione. Io mi vergogno di essere italiano. Giro di nuovo la pagina. Dove vado? Secondo me, dove potrei andare? Vado sul Fatto Quotidiano. Sì, dai, che qualche polemicuzza in più ci vuole. Un po' di pepe in culo sul Fatto Quotidiano. Si parla di Olimpiadi, lo sapete, è conto alla rovescissima. Venerdì, non questo, il prossimo, parte tutto quanto a Milano. Ci sarà un casino della miseria, ma tutto quanto da vivere, da vedere in televisione, altro che pass, ma dai. E invece il Fatto Quotidiano titola Olimpiadi, le bugie sull'AIS e la rissa sui biglietti gratis. Tutti che vogliono i biglietti gratis, ci ho provato anch'io, veramente, non ce ne sono. Sport nazionali, la russa al Fatto, non possiamo sindacare gli USA. I 5 milioni per 100 omaggi alla regione che ha appena dato nuovi fondi ai giochi, si litiga per i pass a sbafo, chiaramente, sono tutte cavolate, ma è il Fatto, e comprate il Fatto, vi prego, dai, su, non fate così. Dallo scoop del Fatto alle ultime ammissioni, le balle del governo sull'AIS, non è vero che viene, al si arriva,
ma non sono l'SSS. Oh, oggi sto campionando, c'è qualcosa di strano in antenna. Sì, non succede niente, poi te l'ho detto, se arrivano i Pasdaran in confronto, ci mancherebbe, quelli dell'AIS sono delle mammolette. Ci spostiamo? Molto volentieri, ragazzi, basta giornali di sinistra, lo so, ci sarebbe La Stampa, ma ve la tengo per ultimo perché è quella che pompa di più Vannacci. Ma ha tolto pure la base perché bisogna fermarsi tra poco. Io non mi fermo, vado avanti ancora, mi ribello oggi, portatemi via almeno i titoli del quotidiano, dai, mi vuole chiudere tutto. No, la verità, cresce la criminalità e la sinistra fischietta. La scoperta, autorità all'estero con la loro scorta. Gli italiani sono insicuri, le zone dello spaccio di Milano sono fuori controllo, i delinquenti minacciano poliziotti e troupe TV. Ma i compagni organizzano una manifestazione per scimmiottare Minneapolis e contestare l'AIS, e quindi fischiettano. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, c'è l'intervista di Patrizia Floder-Reiter al sindacato Carabinieri. Non si può essere subito indagati se ci difendiamo. E ancora Silvana De Mari, giudici anti-agenti a causa di un drago che li rende folli. La Silvana De Mari su queste cose ci sguazza. L'intervista con Antonio Ricci, il candidato premier del Campolargo. Aspettiamo apparizioni a Meggiugorie. In centropagina sono 25.000 i bimbi sequestrati dallo Stato, minori ospitati in 4.836 strutture residenziali. Il costo è di 150 euro al giorno, 1,3 miliardi l'anno che paghiamo noi. La garante per l'infanzia, dare risorse alle famiglie. Gli allontanamenti devono essere un'eccezione. Non è finita, c'è Francesco Borgonovo a caccia di pretesti. Quel che accade conta solo se serve a gridare. Destra cattiva. E infine mareggiate escluse dalle polizze, caos rimborsi. Confesercenti, parecchi danni dal ciclone Harry sono scoperti, la Meloni aiuti a Niscemi.
Non male, come colonna sonora. Noi scegliamo sempre gli ultimi, quelli che non andranno mai a Sanremo, quelli che non canticchieremo mai con i nostri amici perché li sentiamo noi, ma i nostri amici non sanno neanche chi sono perché ascoltano Radio DJ, e quelli in gambissima ma che non hanno soldi appunto per salire sulle radio più importanti. Gli artisti indipendenti. Prisco e Piovani insieme con questa Breath of the Soul. Daniele Piovani è un professionista dell'audio, il suo lavoro è quello di interpretare le richieste dei cantanti che necessitano di un brano inedito, cercando di scrivere una canzone che possa valorizzare la loro timbrica e la loro vocalità. Una di queste è la Prisco, bravissima artista che canta anche, ma fa di tutto, è un artista tutto tondo, ballerina, eccetera, e che trovate facilmente sugli store digitali. Intanto avete trovato me, Sammy Varin, sono le 8:05, buongiorno, ma anche buonasera, perché parte di questa rassegna va in onda anche la sera, ma va in onda soprattutto su tutti i social, grazie a chi mi accende sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Siamo in 1 milione ad ascoltare le ultime notizie che ci sono sui quotidiani in questa rassegna così strana, così particolare, dove non ci soffermiamo sulle solite notizie, ma andiamo a spulciare qualcosa che, sono certo, interessa chi crede nella buona politica. È un piacere sentirti ogni mattina, ci metti di buon umore, Clara da Sondrio, sei una stelassa, tu non sai la fatica che facciamo ogni mattina, eh? Buongiorno caro Sammy, ieri Cambi ha detto esattamente quello che continuo a dirti, cambia registro, piantala di girarti su Vannacci, frane, beghe, tra culi incollati alle poltrone, tanto per ricordare che il patto con l'India non riguarda l'Italia ma solo la Germania, che la Russia ha vinto, che la Mezzola ieri ha definitivamente messo fine al nostro sviluppo chiudendo i rubinetti del gas da chi ce lo vende quasi gratis. Sì, è il gas russo appunto, e ne stiamo parlando, caro amico. Sveglia, PS, Zaia ieri nuovamente ha detto che i vecchi vanno uccisi, complimenti. Segnalo, scrive ancora qualcuno, che in alcuni ospedali bresciani rifiutano di ricoverare persone in situazioni molto serie. Se prima non fanno il tampone Covid, già ritenuto inutile dalla commissione Covid. Schillaci, ci sei? E ancora, il problema è che Vannacci è di una classe culturale molto superiore ai gerarchi della Lega, esclusi Borghi e Bagnai. Oh mamma mia, dico, siamo tutti scemi in confronto a Vannacci? Ma no, semplicemente lui è uno di noi e sta facendo appunto quello furbo che attira l'attenzione su di sé, perché gliel'hanno insegnato i pucciarelli di Repubblica. Ai compagni, sta benissimo che ci siano soprattutto spacciatori fuori dal loro giardino, diversamente dove si servirebbero. Mauro da Alba, te fai spiritus, ma non è vero, non è vero, semplicemente hanno la magistratura dalla loro parte e puoi fare tante di quelle leggi, ma se poi non vengono applicate o vengono interpretate, addio mondo crudele. Mica tutta la magistratura, una parte, ma chissà come mai quando c'è da agire in certe situazioni agisce sempre quella parte. E ne parliamo poi più tardi, e alle 9 sentiamo un aggiornamento da San Zenone al Lambro, quel luogo alle porte di Milano, Milano Sud, e dove è avvenuto quel fattaccio schifoso a settembre del Gambiano che ha picchiato e violentato una 18enne. Pensa, potrebbe essere tua figlia, caro Simone. E tu dici, e cosa ci faceva la 18enne? Era andata a salutare una parente e prendeva il treno per ritornare a casa. E cosa ci faceva il Gambiano? Ne parliamo perché ci sono delle novità mica tanto belle su questo fronte, potete immaginare. Sto tamburellando sul tavolo, di che cosa si tratta? Andiamo avanti con le buone notizie, quelle che vi fanno arrabbiare. No, anzi in questo caso è giusto. La CEI si è inventata la figura dell'addetto a gay e trans
per dialogare in parrocchia. Cioè, se sei gay o trans e vai in parrocchia, arriva l'addetto, sì scusi aspetti un attimo, e arriva l'addetto sculettando, oh ciao, buongiorno. No dai, non ci credo, per favore. No, stiamo scherzando, però la notizia è vera, eh? Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana chiede alle parrocchie di avere qualcuno, laico o diacono, in grado di seguire e accompagnare al meglio le coppie omosessuali e le persone che hanno fatto la transizione. Quindi una cosa molto, ma molto seria. Le mareggiate escluse dalle polizze, ve l'ho detto prima, caos rimborsi. Al sud, dopo i danni del ciclone, forse arriva la beffa. Le mareggiate sono escluse dalle polizze catastrofali rese obbligatorie, ma con scadenze diverse per le varie imprese dallo Stato. E c'è il nodo dei balneari più colpiti. Giorgia Meloni, che ha sorvolato Niscemi, promette aiuti, la Sicilia chiede 2 miliardi. Qui l'argomento viene sfiorato, ma sui giornaloni ci sono paginoni, chiaramente, per questo caso pazzesco dove siamo tutti colpevoli. Non date la colpa alla Meloni, perché è dagli anni 90 che questo problema esiste, un po' come è la situazione in certe zone del napoletano, che si alza il terreno eccetera. No, mai sentito nominare? L'ultima dei Dem: ai giochi pure i Pasdaran. Si scherza, ma chissà se li vedremo davvero i guardiani della rivoluzione in giro per Milano. Io sto imparando qualche verso della Sharia, non si sa mai, il Corano, me lo porto sempre dietro. Camminava bel bello col Corano in mano e non si sa mai, serve sempre. Se arriva qualcuno con la scimitarra e dici li reciti il verso del Corano e lui è contento. Sto cercando di sdrammatizzare, ragazzi, perché veramente c'è da arrabbiarsi. Dopo gli strali per il coinvolgimento dell'AIS, l'opposizione chiede alla Meloni di impedire ai tagliagole iraniani di scortare gli atleti. Ma il caso non esiste, scrive La Verità. L'ambasciata di Teheran, stizzita, dice sono speculazioni. Strumentalizzata una risposta del senatore Balboni di Fratelli d'Italia, che è quella che vi ho letto prima, che ha fatto cadere dalle nuvole il Partito Democratico. Giro, siamo sempre sul quotidiano La Verità e La Verità è quella che c'è scritta a pagina 3, ancora una volta: metropoli in balia di criminali stranieri, ma il PD e i sindacati fischiano chi ci tutela. Sabato a Milano ci sarà il presidio contro la presenza dei poliziotti statunitensi, quelli dell'AIS. Non sarebbe meglio contestare i pusher del bosco di Rogoredo? Si chiede sulla Verità il Maurizio Belpietro. Durante le missioni diplomatiche è prassi la collaborazione tra corpi di sicurezza, non lo sapevate? Il 44% dei cittadini vorrebbe pene più severe in caso di furti e scippi, e io ribadisco e discoriba, vi chiedo ancora, voi che mi seguite in diretta, fatemi un messaggino al 340 6709 659. La vorreste una polizia un po' più polizia? Che non vuol dire sparacchiare a tutti, ma neanche girarsi dall'altra parte nel caso ci sia un problema, perché se per caso qualcuno si fa male, finisci nei guai. Lo scudo penale, mamma mia, altra cosa che divide, e queste sono le proposte della Lega, attenzione, che dobbiamo ancora capire cosa succederà nel decreto sicurezza che è in arrivo e che è una bella battostina, proprio perché è una bella battostina per non urtare il Presidente della Repubblica, che magari gli diamo fastidio con qualche proposta un po' forte. Le mettiamo queste propostine nel disegno di legge. Presente quando ti metti a fare un disegnino, vediamo come viene, ma no, ritocchiamo di qua, ritocchiamo di là, che vuol dire che ne parliamo forse tra un anno. Avete qualche proposta? Ci stareste a dare un po' più di forze alle nostre forze di polizia? 340 6709 659. Come si devono comportare i carabinieri, la polizia davanti a uno che gli punta una pistola? Io sto zitto, tu mi guardi e non favelli. E allora stiamo qui così. Fammi un messaggio, Simone, 340 6709 659, o entra in voce con la tua splendida voce e dimmi cosa ne pensi.
Arrivano anche i mezzi del Qatar, arrivano i blindati del Qatar per le Olimpiadi, sappiatelo. Se vedete in giro gente strana, sì, siamo anche sotto carnevale, però se arrivano i Pasdaran che hanno la scimitarra, quella vera, già c'erano quelli col macetino portatile, adesso anche quelli con la scimitarra che se c'hai la minigonna ti guardano, questo è bergamasco antico, no? Vado avanti, dai, cerchiamo di sdrammatizzare. E cosa devo fare? Mettetevi nei miei panni, signori, mi danno da condurre una rassegna stampa, lacrime e sangue, io che faccio? Vado a pagina 6. A proposito, sinistra e famiglia del pusher morto vogliono demolire la legittima difesa. Potere al Popolo, che non è la mia trasmissione ma è il partito di estrema sinistra, detta la linea dicendo: vita spezzata, intervento del poliziotto ambiguo e provocatorio. È provocatorio sparare a uno che ti punta una pistola. Sabato rischio scontri durante il corteo contro l'AIS, gli avvocati dei Mansuri seminano dubbi e i colleghi della polizia chiedono più tutele. Alessandro Darold, nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano sulla morte di Mansuri, detto Zac, ucciso lunedì pomeriggio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo da un colpo esploso da un agente del commissariato Mecenate, l'inchiesta giudiziaria si è subito trasformata in un caso politico. Prima ancora che perizie e accertamenti tecnici abbiano restituito un quadro definitivo, una parte della sinistra radicale e la famiglia del 28enne marocchino hanno scelto la strada dello scontro frontale con le forze dell'ordine, mettendo apertamente in discussione la versione della gente. A dettare il tono è stato il comunicato di Potere al Popolo, che ha parlato di un'altra vita spezzata nel quadrante sud di Milano, definendo l'intervento della polizia in Borghese ambiguo e addirittura provocatorio. Nel testo si arriva a contestare l'operazione antidroga in quanto tale, a evocare presunte marginalità da far sparire in vista delle Olimpiadi e a paragonare l'episodio milanese alle pratiche degli Stati Uniti, accusati di uccidere a sangue freddo per strada attraverso l'AIS. Qua mi fermo, ma ragazzi, oggi la verità è potentissima su questo argomento e va assolutamente comprata. Sappiate che a Livorno spacciatore fugge e picchia gli agenti prima dell'arresto. È chiaro che adesso hanno tutti paura, dirò, mica che gli facciamo male a questo spacciatore, bisogna trattarli bene. E io ve l'ho detto, sono almeno per cioè, un'assicurazione per chi fa questo lavoro così duro e pesante. Mi scrivete qualcosa? 340-6709-659. Aspetto le vostre reazioni, perché alle mie azioni devono corrispondere delle reazioni. Non potete essere supini. Siete degli ascoltatori mollicci? No, lo so, vi conosco molto bene. Intervista a Ilario Castello, sempre sulla Verità. Il capo del nuovo sindacato Carabinieri dice: in Italia c'è chi pensa che prima sparano i criminali e solo dopo possiamo reagire. Cioè, quel poliziotto doveva chiedere: scusa, ma è vera quella quella cosa che spara, è una pistola vera? Mi fai vedere un attimo, no? Perché ma come vi sareste comportati voi? Il capo del nuovo sindacato Carabinieri: rivedere l'automatismo dell'iscrizione nel registro indagati e un fondo per le spese legali, proprio quello che propone la Lega nel nuovo decreto sicurezza. E vedremo se ci permetteranno di farlo, signori, perché siamo in un centrodestra, le beghe del Vannacci influiscono sui litigi e soprattutto c'è il PD che soffia sul fuoco e non vede l'ora di indebolire questo centrodestra e questo governo proprio quando facciamo delle rivoluzioni sul campo della giustizia, ad esempio con il referendum del 22-23 marzo e sul campo, in questo caso, di uno scudo penale per gli agenti, che non vuol dire dargli il permesso di sparacchiare come quelli dell'AIS.
c'è bisogno di dirlo, rivedere l'automatismo dell'atto dovuto di iscrizione nel registro di reato, oltre a un fondo nazionale per la tutela legale delle forze armate e dell'ordine che nulla ha a che fare con lo scudo penale. Oh, sono questi i punti forti della proposta di legge a carattere popolare che il nuovo sindacato Carabinieri intende portare in discussione alla Camera una volta raccolte 50.000 firme, frutto di 9 mesi di lavoro reso possibile grazie all'assistenza gratuita fornita da diversi avvocati vicini agli operatori di pubblica sicurezza di cui conoscono le problematiche. Elaborato viene spiegato alla verità dal segretario nazionale Castello, uno degli 8 carabinieri indagati nell'inchiesta sull'incidente in cui morì Rami Elgami. C'è un paginone per questa intervista che vi consiglio veramente di leggere. I vescovi aprono ai transessuali. Articolo serio di Matteo Carnielletto, non ci sono fotografie, avrei messo la foto del Gay Pride, qualcuno, no, oggi Sammy te sen scurlin, direbbe tua nonna Antonia. Il documento finale del Consiglio Comunale della CEI chiede che nelle parrocchie sia presente una figura che possa aiutare le coppie omosex a chi ha fatto la transizione. E chi ha fatto la transizione? La vorrei vedere io questa figura. Don Camillo è sconsolato. Davanti a lui c'è Don Francesco, detto Don Chicchi, il prete arrivato a rivoluzionare la parrocchia. Sono gli anni del Concilio Vaticano II. L'obiettivo è quello di demistificare. Via il grande crocifisso dall'altare maggiore, quindi, e via pure l'altare, al suo posto la tavola calda. La Chiesa però, a furia di novità, è sempre più vuota. Don Chicchi ha un'idea: tornare alle origini, a Cristo, ai suoi apostoli che portavano alle genti sofferenti la parola consolatrice di Dio, passare casa per casa, bussare a tutte le porte, interessarsi di tutti i problemi dei fedeli, intervenire attivamente dove è possibile, trasformare il prete burocrate in amico. Naturalmente l'idea di Don Chicchi, che poi è quella della Chiesa del post-concilio, fu un fiasco e rischia di esserlo ancora di più ora che la CEI, come si legge nel documento finale del suo consiglio permanente, quasi fosse la CGIL, ha demandato alla Presidenza la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio di linee orientative e indicazioni per la riconfigurazione territoriale delle comunità parrocchiali e l'affido della partecipazione alla cura pastorale di una comunità a un diacono o un'altra persona non insignita del carattere sacerdotale o a una comunità di persone, e anche per lo studio degli aspetti teologici, antropologici, pastorali relativi all'accoglienza di persone omoaffettive e transgender. Proviamo a tradurre il burocratese della conferenza episcopale. Ma come cazzo parlano questi? Nel documento si chiede, che sembrano quelli del PD, che ogni comunità parrocchiale abbia un fedele, sia esso diacono o laico, che si possa occupare dell'inclusione di persone omosessuali o trans. Bene, anzi male, perché la Chiesa oggi pare interessata a tutto fuorché a far arrivare il maggior numero di anime possibile al Padre Eterno, per cui si parla di tutto, del clima, dei trans, della disoccupazione, del fatto che non esistono più le mezze stagioni, ma mai o quasi della fede, mai o quasi della fede. Solo noi di Radio Libertà ogni giovedì alle ore 9 cosa passiamo, Simone? Siamo gli unici a passarla, sì! Christian Music. Questa mattina alle 9 manderemo in onda Christian Music. Abbiamo ospitato una rappresentante di Christian Music martedì, ci sarà la replica questa domenica dopo le 12:30. Solo noi siamo pazzi e trasmettiamo ancora canzoni che parlano di Gesù, di Dio. È pazzesca sta cosa. Sta ridendo? No, per capire se era una risata. Sta ridendo, capisci? Cioè non mi prende sul serio neanche il regista. Io veramente inizio ad avere dei seri problemi. Mi chiami per favore lo psicologo del PD, quello gratis, grazie, perché sì, arriva anche oggi, sì, arriva alle 11:30, Simone, avremo in onda, no scusa, c'è la Lega Liguria, prima 11:15, ci sarà in onda il cantautore psicanalista
Vedi che l'ho chiamato psicologo, psicoterapeuta, psicanalista, lo conoscete, Massimo Franchini, e ci porta la sua ultima canzone e chiaramente gli chiederò aiuto a questo punto, gli chiederò aiuto. Paginone, dicevo oggi sul quotidiano La Verità, con i vescovi che aprono ai transessuali. Con tutto il rispetto, naturalmente, per chi ha di queste situazioni, le sta vivendo terribilmente, psicologicamente e fisicamente, però forse cioè, ci sono anche altre situazioni di cui occuparsi, forse in primo luogo c'è il problema lavoro, il problema stipendio, il problema riuscire a sopravvivere. In Italia 25.000 minori levati alle famiglie, ne parla soltanto il quotidiano La Verità, pagina 9. Sono ospitati in 4.836 strutture residenziali, il costo medio per ragazzo è di 150 euro al giorno, 1,3 miliardi l'anno a carico dello Stato. La Terragni, garante per l'infanzia, dice dare queste risorse direttamente ai genitori. Gli allontanamenti tornino a essere eccezionali, ok? E invece vediamo cosa succede, ad esempio, alla famiglia Del Bosco, che sono lì ancora ad aspettare il traduttore che arrivi. L'intervista ad Antonio Ricci, perché è ricominciata Striscia la Notizia, lo sapevate voi, non ne ho vista neanche una puntata, perché c'è quello che mi sta antipatico, e cosa devo dirvi? Mi piaceva così tanto Enzo Iacchetti, dopo quelle dichiarazioni, quel battibecco che ha avuto in diretta, Israele, Palestina, eccetera, non lo sopporto più, ma te l'ho detto, ho bisogno dello psicologo del PD, lasciatemi stare. Il papà di Striscia, intervistato oggi da Maurizio Caverzan sulla Verità. I figli di Berlusconi in politica, fossi in loro fuggirei a St. Moritz. Con i paradossi della Schlein abbiamo campato una stagione. Renzi un virtuoso nel palleggio che poi in squadra fa danni. Paginone per intervistare Antonio Ricci, quest'oggi sul quotidiano La Verità. Ho tempo? Sì che ho tempo. E allora vado anche su Avvenire, signori, che è come fosse un giornale del PD. In una terra ignota è il titolo, che dice: ma dove stiamo? Boh, di che parla? Che cosa sta imparando in questo senso dal quotidiano comunista Il Manifesto? No, si parla della frana di Niscemi, che non era nei progetti PNRR. Le carte geologiche datate e lacunose, inchiesta per il disastro colposo, e la Premier Meloni assicura risposte immediate. La frana alla base della cittadina continua a muoversi, sono 1.500 le persone costrette fuori casa, ecco il titolo, in una terra ignota, ok? Titolo principale del quotidiano Avvenire, che noi molliamo per andare sulla Stampa. Anche la Stampa oggi pompa che pompa il generale Vannacci. Oh ragazzi, cioè, ma cos'è? Diventa direttore della Stampa adesso che siamo in clima di vendita o di svendita? Iran, assedio di Trump, trattate o siete finiti? Titolo principale, le minacce del leader USA, se perdo al midterm cose molto brutte, mi ricandido ancora. No, non può. Il premier slovacco, Donald ha problemi mentali, Fico va giù pesante. Poi la retromarcia. Siamo sul quotidiano La Stampa. Io vorrei subito entrare all'interno perché sono curioso del pallone sempre più gonfiato Vannacci, ma prima, giustamente, l'allarme dello slovacco Fico. Donald è fuori di testa, lui minaccia sulle elezioni. Le indiscrezioni del premier di ritorno da Mar-a-Lago, sono traumatizzato. Il tycoon insulta la deputata Somala Omar, se perdo accadranno cose brutte. E poi Matteo Lancini, giustamente, ve l'ho detto, se ho bisogno dello psicologo, Trump ha bisogno dello psicoterapeuta. Eccola, l'intervista a Matteo Lancini, psicoterapeuta, come un bullo, fragile e insicuro, ma oggi la violenza politica è tollerata. Il comportamento di Trump, sintomo di una società in sofferenza. E
sai che ci potrebbe anche azzeccare? È lo psicoterapeuta, poi glielo chiediamo anche a Massimo Franchini, che ci viene a trovare oggi alle 11:10, cantautore psicanalista. Giro la pagina, oh mamma mia, c'è l'intervista a Romano Prodi. Porco cane, a pagina 6, contro Trump serve un'Europa a più velocità, chi decide va avanti, ragazzi. Lui che ci ha insegnato ad amare questa Europa, l'amiamo, l'abbiamo sposata, ci siamo fidati e poi altro che farci le corna, ce ne ha fatte di tutti i colori. L'ex premier Meloni, ormai è sempre più difficile servire due padroni. L'AIS ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina è una provocazione. Tel Bedarès, arrivano anche i Pasdaran, ragazzi. Paginone a pagina 6 del quotidiano La Stampa che intervista Romano Prodi, e infatti nella pagina dopo arrivano i guardiani della rivoluzione. Olimpiadi, scoppia il caso Pasdaran, scorteranno gli atleti iraniani. Allora Pasdaran sì, Pasdaran no, Pasdaran un cazzo, non si capisce più niente. Anche i vescovi prendono posizione contro la presenza degli agenti ICE, sappiatelo, ma c'è un paginone appunto di polemiche se arrivano anche i Pasdaran. Ragazzi, è normale che ognuno si porta le sue guardie, ma non certo per il traffico, capito? Non ci saranno i Pasdaran col palandrone. Passa avanti, no, non ci sono. Cosa minigonna, brutto. Te come Pasdaran sai che ti ci vedo pure. Ma chiedi, che magari ti reclutano per qualche settimana qui a dirigere il traffico. La frana e i soldi del ponte, pagina 8, signori, del quotidiano La Stampa. Meloni è arrivata a Niscemi, daremo risposte veloci. L'inchiesta per disastro colposo, il voto in Regione Sicilia, usare le risorse della maxi opera sullo stretto, vogliono i soldi del ponte. Staremo a vedere cosa succede. Vitengoli, sì, sono quasi arrivato a Vannacci, signori, ma c'è la pausa, cosa devo fare? Mi devo fermare. Il palloncino gonfiato dalla Stampa, Vannacci, tra pochissimo in diretta su Radio Libertà, il tempo della pubblicità e di una bella canzone indipendente. Mamma, questa è potentissima, la soprano polacca Dominik Zamara con una bellissima versione di uno storico pezzo dei Queen. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'ennesima perturbazione atlantica andrà via via abbandonando l'Italia, ma provocherà ancora delle precipitazioni nel corso della giornata. In mattinata piogge soprattutto al centro-sud e sulla Romagna, più irregolari sul Triveneto. Nel pomeriggio maltempo in spostamento verso Levante, con residue precipitazioni sui settori orientali e meridionali del nostro paese. Ancora ventoso con rischio mareggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030
68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that beat our dreams, yet sleep away from us? Wants to live forever. Wants to live forever. Touch my tears with your lips, touch my heart with your fingertips, and we can have forever, and we can love forever. Forever is out today. Once free forever. Once free forever. A me piacciono troppo ste cose, questi crossover, il soprano polacco che canta un pezzo che non è suo, non è del suo campo, ma puntini puntini, che spettacolo. Dominika Zamara con questa versione di We Want to Live Forever. Dominika, soprano polacco che gira tutto il mondo e che mi dicono sarà qui in studio venerdì 13 febbraio. Non aggiungo altro, signori, capite che ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin è un privilegio, non da tutti minimo, ma è chiaro che se mi state guardando su YouTube, su Facebook, e vi vedo, siete in tantissimi, schiacciate il bottoncino condividi e spedite questo gioiello di rassegna stampa ai vostri parenti e amici. Siamo sempre di più, e siamo sempre di più anche a pagina 13 del quotidiano La Stampa, ragazzi, tutti qui, pompa, 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 soffia, soffia, si soffia sul fuoco delle polemiche per parlare di Vannacci. Lavoro in autonomia. Salvini ora è pronto a sostituirlo
Zaia e Fedriga come nuovi vice. Signori, la stampa dice cose che gli altri non dicono. Si vede che sono informati questi, ma chi è che li compra? Oggi non mi ricordo più chi compra la stampa oggi. Si scherza. Il generale in Svizzera lo hanno seguito tutti i giornalisti, c'erano più giornalisti che partecipanti, poi in 200 hanno presentato le loro proteste davanti al blindatissimo hotel Coronado in Mendrisio in Canton Ticino, dove il generale Vannacci, in piena campagna internazionale, ha incontrato i vertici dell'UDC locali. Ma l'UDC locale non è quello che c'è qua in Italia, è un partito di estrema destra svizzera vicino alle posizioni sovraniste filorusse che tira moltissimo da quelle parti. Fatto sta che c'è un paginone infinito oggi sul quotidiano La Stampa, pagina 13, su Vannacci, che cosa farà, che cosa non farà, non si sa assolutamente niente, un paginone assolutamente inutile. Però Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, dice il suo simbolo non mi piace. Come vedete, dichiarazioni che uno dice vabbè, ma se non si sa niente non stare a scrivere niente. E invece, ragazzi miei, vi leggo il simpatico Alessandro De Angelis, ne vale la pena, signori, tanto per arrabbiarvi un po'. Sfida a destra arruolando i fascisti, ma poi se non vi basta c'è anche il taccuino di Marcello Sorgi: se il generale preoccupa il governo. Ah, santa polenta. Partiamo da Alessandro De Angelis. Non so se riesco ad arrivare alla fine, ragazzi, perché è una spatafiata lunghissima. La sfida da destra a Giorgia Meloni è il film di questi anni, ma da quando Donald Trump ha perso i freni inibitori, a cascata li ha persi anche Salvini. Lei, a sua volta, la Meloni, è attenta a non scoprirsi su quel fronte e infatti pattina pure sull'AIS. Questa è di Sallusti, però, questa battuta. Gliel'ha copiata il cattivo De Angelis. E i freni li ha persi Vannacci, arruolato da Salvini per lo scavalcamento a destra. E ora che Vannacci gli è sfuggito di mano, Salvini ha il problema di scavalcare a destra Vannacci. Pochi giorni fa Salvini ha ricevuto Tommy Robinson, roba che il generale è un'orsolina, leader neonazista inglese, organizzatore di marce xenofobe, simpatizzante di Putin, curriculum giudiziario di tutto riguardo, violenza, stupefacenti, stalking, ingresso illegale negli Stati Uniti con passaporto falso, troppo pure per Farage, che non lo rivolle nel partito e si beccò per questo la scomunica di Musk. Nel video dell'incontro al ministero, lo ha notato il parlamentare del PD Orfini, c'era anche una persona col volto oscurato. Perché? E chi era? Domande a cui non è arrivata ancora risposta. E non ci dorme Alessandro De Angelis. Adesso nuovo appuntamento. In Parlamento sarà presentata domani una proposta di legge leghista sulla remigrazione, ovvero la deportazione di massa degli immigrati, rei, secondo le teorie complottiste, di favorire la sostituzione etnica. E ditemi un po' se non è vero. Glielo dite voi ad Alessandro De Angelis? La sala stampa è stata prenotata da Domenico Furgiele, deputato calabrese della Lega, piuttosto chiacchierato, suo suocero condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, lui coinvolto da imprenditore in un processo di appalti pilotati anche dai clan, suo cognato Massimo Cristiano, storico esponente di Casa Pound in Calabria. Oh ragazzi, quel giornalista che minaccia Mediaset in confronto non è nessuno, in confronto a Alessandro De Angelis. De Angelis, devi far partire anche tu un podcast, dai che ti ascoltiamo. Non è dato sapere se Furgiele è in odor di vannaccianismo o vuole aiutare Salvini. Sia come sia, ha invitato il fiore dei fascisti in circolazione. Siamo dalla stessa parte, ha dichiarato. Del resto, una volta fu espulso dall'aula per aver fatto il gesto della 10ª Mas. Ci sarà innanzitutto Luca Marsella, portavoce di Casa Pound. Lo abbiamo anche intervistato qualche anno fa. Altro che scioglimento e sgombero della sede. Condannato per scontri con le forze dell'ordine, Marsella è l'ex reggente delle tartarughe frecciate di Ostia. Su Facebook gira ancora la foto che lo immortala sorridente con Roberto Spada, esponente dello storico clan, quando era a piede libero e invitava a votare i fascisti del terzo millennio. Spada, per la cronaca, poi è finito in carcere per un'aggressione a una giornalista Rai, ti ricordi? La testata, poi successivamente è stato condannato a 10 anni
anni per associazione mafiosa. Non ce la faccio, scusate, non ce la faccio. Vado avanti. Ma ci siamo detti l'altro giorno che la Lega ascolta tutti. Abbiamo invitato pure la Pascal. Che cacchio, potremmo ascoltare Casa Pound. Dio mio, Marcello Sorgi, se il generale preoccupa il governo, anche qui poche righe, non ce la faccio, il cuore non regge. Dopo la presentazione del simbolo Futuro Nazionale, che non è ancora la fondazione del partito o partitino del generale Vannacci, il problema è diventato un'emergenza per il centrodestra. È sul tavolo di Meloni, oltre che su quello di Salvini, ma il leader leghista che si accinge a incontrare il suo europarlamentare e vice segretario da 500.000 di preferenze non sembra in condizione di risolverlo, perché Vannacci vuol fare le sue liste, non con l'ambizione soltanto di ottenere un certo numero di eletti. No, il generale si sente il vero rappresentante del popolo leghista che le giravolte del capitano hanno disorientato. Così scrive Marcello Sorgi oggi sulla Stampa, e la sua ascesa è giustamente temuta dai rappresentanti della Lega nordica delle origini. Vedi Zaia, anche lui campione di preferenze, oltre che pluripremiato dagli elettori, ex governatore del Veneto. In altre parole, Salvini ci ha messo del suo, ma se Vannacci conquista il carroccio rischia di sfasciarlo una volta per tutti. Meloni guarda i suoi 2 vice premier con l'occhio di una professionista della politica che sa come si fa. Da un lato c'è Tajani che corteggia Calenda, che potrebbe portare alla coalizione il suo presunto 3%, dall'altro Salvini che ha costruito il trampolino di lancio per Vannacci, che non è tipo da accontentarsi della sicurezza per il suo listino elettorale, più o meno come fecero Bersani e Speranza quando uscirono dal PD di Renzi, ma una volta dentro il centrodestra, convinto com'è che il popolo sia con lui, diventerebbe una spina nel fianco per il governo e la maggioranza, e dunque se resta fuori, magari con la promessa che la nuova legge elettorale conterrà un meccanismo per salvaguardare il miglior perdente in grado di riportarlo dentro, finirebbe con contribuire al pareggio, il risultato più temuto dalla Premier. E se invece entra, diventa un fattore destabilizzante imprevedibile. Tra l'altro una parte dei leghisti sono convinti che Vannacci, con il suo partitino, siano perfetti per diventare cocchi di Putin. Oh, eccoli lì, i cocchi di Putin, che certo si prepara a intervenire sulla campagna elettorale italiana e sull'esecutivo di Meloni, che fin qui ha tenuto duro sull'Ucraina. E si chiedono come abbia fatto Salvini a giocarsi anche l'amicizia con l'autocrate di Mosca, con cui aveva sempre vantato buoni rapporti, non solo politici. Come vedete, si gonfia il pallone Vannacci a go, a pagina 13 del quotidiano La Stampa. Tantissimi WhatsApp al 34067096659, siete dei pazzi, guarda qui ragazzi che fammeli vedere per un attimo, guarda quelli in verde sono tutti quelli arrivati negli ultimi minuti, siete dei matti, dai ne leggo qualcuno. Non sappiamo più cosa dire con la base per dire che contiamo, Mattarella e i giudici che bloccano, niente ponte, niente autonomia, nulla sulla sicurezza, nulla sulle pensioni, sul pedaggio, Salvini, ecco queste immagini sono colpa sua, che si arrampica sugli specchi, e solo tra 3 mesi una manifestazione. Maurizio vuole manifestare subito, ci sono i Pasdaran che ti aspettano, sta attento. Gali all'apertura delle Olimpiadi della neve, ma c'è Gali da una parte e poi c'è il tenore, c'è Pavarotto, il fantasma di Pavarotto. Dai, devi avere pazienza, e ci vuole un partecipante anche che parli la lingua, insomma, dell'Oriente, vabbè, c'è Gali che canta, e speriamo che non parli, speriamo che canti soltanto. Mi stai mandando il cappuccino per traverso, contento, ci scrive Enzo. Ma non è colpa mia, sono le notizie di oggi che sono così, famolo strano Enzo, e rovesciamo tutto quanto, dai, ci avrai una moglie che pulisce, no? Ecco la famiglia patriarcale di Sammy Varin. Oddio, c'è Gino Alpidino, ecco, ci mancava lui. Si sentirà in colpa per lei, per Niscemi? Io no di certo. Da un certo parallelo in giù i parassiti prima fanno quello che vogliono infischiandosene bellamente di ogni regola, poi chiedono sovvenzioni e aiuti ai coglioni che tirano la carretta in questa gangherata italietta. Gino, Pidino
secessionista, un secessionista pidino, ragazzi, cioè sei veramente da collezione. Sammy, siamo in un mondo al contrario, gli spacciatori, i ladri lavorano e tra un po' li dovremmo dare anche la pensione, poveracci. Ma guarda che non scherzo, sarà così davvero, con la reversibilità alle famiglie, chiaramente. I poliziotti invece che fanno il loro lavoro a processo e in galera, una vergogna. Se non fosse una cosa che sta succedendo ci sarebbe quasi da ridere, è vero Carla? Cerchiamo di riderci, ma questa rassegna serve proprio per mettervi sul tavolo le cosettine, applicando l'ironia e la maieutica di Socrate, lo sapete, che cercava di far capire ai propri interlocutori dove stava la verità. E ve l'ho letta prima la verità. Buongiorno Sammy, i poliziotti dovrebbero sparare frecce per addormentare le bestie feroci. Ci abbiamo provato per i taser, mamma mia, anche lì polemica più non posso. Questi delinquenti, appunto, metterli addormentati su un carro e scaricarli a casa loro. Ho sognato, sì, sogna. Sammy, da quando la destra cerca di governare che ho mal di stomaco per le maligne oscene malvagie accuse della sinistra e per l'incomprensione e ostruzione della rossa magistratura. Graziella. Malox ci vuole, ogni tanto ci vuole, quando ci vuole, dopo aver sentito questa rassegna stampa, Malox sicuro, 20.000 minori nelle case e famiglie, Houston abbiamo un problema, ci scrive Silvio. Buongiorno Radio Libertà, una proposta al ministro Piantedosi, affittiamo ICE del Minnesota, immunità totale, carta bianca, obiettivo liberare Milano e Roma dai Maranza, borseggiatori stronzi, spacciatori, alla fine festa e grigliata colossale. Grande Paolo. Mi fermo perché devo correre, come sempre sono in ritardissimo, cacchiolina, poi c'ho 2 ospiti, non ce la farò mai. Vado su Libero, indottrinamento rosso, e lui titola così: il prof mi chiama fascio, scuola i racconti shock. Le risposte al questionario dei giovani di Fratelli d'Italia. Parlate dei docenti di sinistra. Il mio esultava per Charlie Kirk. Il PD insorge e chiede di fermare tutti. Può capitare, insomma, ogni tanto capita che si fa un questionario, anche la destra ogni tanto ci prova un questionario su di che cosa si parla a scuola, e i risultati li trovate oggi sul quotidiano Libero. Meloni anni scemi, e per i Verdi la città edificata sulla sabbia crolla per colpa di clima e ponte. Sinistra respinta. Il referendum non slitta. Confermato, si vota il 22 e 23 marzo, referendum sulla giustizia. Il fronte del no alla riforma perde la battaglia al TAR e ovviamente parte la protesta. Anche qui Luca Puccini sul quotidiano Libero parla dei bambini tolti alle famiglie solo in situazioni di pericolo. Le linee guida del Garante per l'infanzia e chiaramente le situazioni di pericolo, mi piacerebbe sapere se c'erano davvero nella casa, nel bosco. Entriamo subito all'interno del quotidiano Libero perché c'è questa menata dell'indottrinamento continuo, il prof mi chiama fascio, deriso chi non è pro-PAL, i racconti degli studenti sulla propaganda a scuola. Dall'insegnante che esulta per la morte di Kirk al governo Meloni, erede del fascismo, dall'invito a scendere in piazza contro Israele alla fotografia strappata di Giorgia. Ecco le risposte al questionario che ha fatto Azione Studentesca. Alberto Busacca se ne occupa oggi a pagina 2 di Libero. C'è la professoressa che esulta per la morte di Charlie Kirk, il docente che insulta il ragazzo di destra, poi quella che spiega che il governo Meloni è fascista e quello che invita a scioperare contro l'esecutivo. Storie di ordinaria propaganda rossa nelle nostre scuole, raccontate da ragazzi che certi comizi li hanno sentiti in diretta. Storie che però per la sinistra non andrebbero raccontate. Se volete approfondire, il quotidiano Libero oggi è assolutamente vostro. Anche qui la notizia:
Metal detector su richiesta dei presidi. È arrivata ieri sera la circolare di Piantedosi e Valditara. L'omicidio di uno studente alla Spezia in classe a opera di un compagno di scuola armato di coltello ha fatto esplodere il problema sicurezza fuori e dentro gli istituti scolastici. Alcuni professori hanno subito chiesto l'introduzione di metal detector e in Liguria alcuni plessi si sono già adeguati, ma per evitare di procedere in ordine sparso, ieri è arrivata una circolare del Ministero dell'Interno e di quello dell'istruzione a fare chiarezza. La scuola è il luogo dove si insegnano la cultura del rispetto e il contrasto di ogni forma di violenza. La formazione dei nostri giovani e il lavoro del personale scolastico devono poter avvenire in condizioni di assoluta sicurezza. La sicurezza è la condizione dell'autentica libertà, è l'incipit della direttiva, che passa poi a trattare dei rischi tra le nuove generazioni, della diffusa illegalità e della presenza di fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti nelle aree frequentate dagli studenti. Ecco perché serve più controllo per assicurare percorsi di crescita consapevole ai nostri giovani. L'articolo prosegue, ma la verità è che arrivano i metal detector e saranno a sorpresa. Sempre dalla parte sbagliata, ma la sinistra se la prende con le denunce dei giovani, schedatura di regime, sempre su quel famoso questionario. Schlein, Braga, compagni attaccano il centrodestra e chiedono alla Premier di censurare il testo fatto circolare dai ragazzi di Fratelli d'Italia. In realtà a loro importa solo di non perdere il potere accumulato da anni nelle scuole e in università. Paginone su queste polemiche. Se avete figli o nipoti, oggi Libero è vostro. Se andate in chiesa, sappiate che adesso arrivano quelli che si occuperanno di gay e di trans. A pagina 7 di Libero, il documento della CEI: i vescovi aprono ai trans, stop agli agenti americani, cosa c'entrerà mai? Nel documento del Consiglio Episcopale, l'accoglienza di persone omoaffettive e transgender, sicurezza, no alla repressione, alto là alle norme sul fine vita. Fatto sta, e c'è uno sguardo a tutto campo su Chiesa, società, storia, quotidianità nel comunicato finale del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana, scrive Caterina Maniaci oggi su Libero. I temi chiave: rinnovamento della pastorale, la formazione dei laici, l'avvio di un osservatorio per l'iniziazione cristiana e il monitoraggio delle pratiche di pastorale giovanile con un focus su pace e non violenza, comprendendo la delicata questione dell'accoglienza concreta ad omosessuali e trans e quella calda, tra polemiche che montano di giorno in giorno, la presenza in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di agenti della contestata AIS. Uno dice: ma cosa mai c'entrerà con il documento? Zitto Sammy, che tra poco c'è la Christian Music, fai il bravo, giro la pagina, siamo sul Libero, signori. Vannacci, anche qua, ma in un'altra chiave, a pagina 12 di Libero: malumori e prove di ricucitura. Vannacci, tentato di restare, se strappa con la Lega fa un favore alla sinistra. A giorni ci sarà il faccia a faccia con Salvini, che però non è disposto a scendere a patti. Il generale dovrà scegliere: o si adegua alle regole del partito o se ne va, aiutando il campo largo alle elezioni politiche. Hai capito? Di spalla, molto più interessante, ve l'assicuro, carinissima. Il 21 febbraio, devo fare qui Parlamento, ok, hai ragione, però ve la dico, il 21 febbraio col carroccio si scia senza Sharia. Bellissimo, ragazzi, se sapete sciare, ma anche se non siete capaci, si scia senza Sharia il 21 febbraio, ne parliamo tra pochissimo. Qui Parlamento. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matone, ne ha facoltà. Quando le truppe dell'Armata Rossa il 27 gennaio del 1941 abbatterono i cancelli di Auschwitz, il mondo, ciò che restava della civiltà occidentale, precipitò nell'orrore. Mai si era vista una cosa simile. Il male, quello assoluto, si era impadronito di una parte dell'umanità ed aveva eletto a sistema il suo dominio.
6 milioni di ebrei sono stati sterminati tra il 1941 ed il 1945, insieme a disabili ed omosessuali considerati indegnamente ariani, insieme a rom e a oppositori politici. Ma quello che colpiva era l'estrema efficienza del sistema, la metodicità, la perfezione, l'estrema crudeltà dei metodi usati, la sperimentazione medico-scientifica sugli inermi, sui bambini, sui disabili, l'ossessione del dottor Joseph Mengele per i gemelli e poi il terrore, l'orrore, la fame, le botte, le malattie, le morti atroci, le sevizie. La considerazione che io nel mio piccolo, ma molto meglio di me fanno gli storici, è che ciò non è potuto accadere senza la collaborazione di tanti, di tantissimi. Il processo di Norimberga è servito solo in parte a saldare i conti con la storia e con le sue condanne. Per chi come me ha visitato Auschwitz e Birkenau, il senso di angoscia e l'orrore si placano soltanto alla fine della visita dinanzi al patibolo in cui venne giustiziato il direttore del campo. Scegliere la data del 27 gennaio è servito all'epoca, una ventina di anni fa, a spostare il male davanti ai nostri occhi, perché ciò che vedevamo era inaccettabile. Ma il 27 gennaio è sempre accompagnato dalla frase per non dimenticare, perché non accada mai più. Ora io noto comunque a livello politico un certo imbarazzo nell'affrontare il tema dello sterminio degli ebrei per quello che è accaduto dopo il 7 ottobre, ma quello che è accaduto dopo il 7 ottobre non cancella l'orrore di ciò che è accaduto prima. Sono piani che non possono essere confusi perché storicamente diversi. E affrontare il tema del 27 gennaio come giorno del ricordo senza pronunciare le parole sterminio degli ebrei o pronunciarle con timidezza è un oltraggio alla storia e alla dignità umana. Lo dico perché l'antisemitismo è sempre in agguato e il suo fantasma si aggira per il mondo. Ora, il dopo 7 ottobre ha dato la stura al peggio del peggio, ad un negazionismo sottile che impedisce agli ebrei di parlare liberamente, impedisce di parlare nelle università, impedisce di partecipare ai cortei del 25 aprile, tenta di impedire la partecipazione degli atleti israeliani alle competizioni sportive. Sarebbe più semplice e più corretto per questi atleti e alfieri del politicamente corretto apertamente odio gli ebrei e li odio in quanto tali. Da una parte la speranza di una pace duratura a Gaza, dall'altra le orrende stragi in Iran, oggi nel giorno della memoria impongono una riflessione. L'Olocausto non è nato all'improvviso, ma fu come un fiume carsico che si infiltrò nella società attraverso parole di odio e di discriminazione razziale. La democrazia non si sentì minacciata e le conseguenze furono terribili. Non dobbiamo sottovalutare oggi le manifestazioni di piazza che inneggiano apertamente all'antisemitismo. Il giorno della memoria non può essere solo un ricordo. Noi questa memoria la dobbiamo consegnare non solo ai ragazzi dei licei che vanno con le scuole a visitare i campi di concentramento, ma ai bambini e ai ragazzini delle medie. Noi della Lega abbiamo sempre perseguito apertamente il diritto di Israele a vivere e lo ribadiamo con fermezza. L'Olocausto è stata la più grande tragedia del XX secolo e noi su questo dobbiamo riflettere. Lo dobbiamo ai 6 milioni di ebrei che sono stati sterminati, lo dobbiamo alle nostre coscienze e vorrei chiudere questo mio ricordo con Primo Levi che si suicidò gettandosi nella tromba delle scale l'11 aprile del 1987, perché da Auschwitz, come dicono i sopravvissuti, non si esce mai. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quando
Quando vorresti provare a parlare, ma tutto intorno c'è troppo rumore e non ti basta la voce che hai per farti sentire. Quando vorresti provare a partire, metterti in cerca di un posto migliore, ma sono troppe le cose che proprio non riesci a lasciare. Se non sai fin dove puoi arrivare e vorresti almeno un po' capire, cercami nel cuore, io ti incontrerò. Prova ad ascoltare, io ti parlerò. Lasciati guidare, non temere mai, cercami nel cuore e mi troverai. Quando dovresti riuscire a far presto, ma non hai fiato per reggere il passo, c'è qualcun altro che corre più forte, si prende il tuo posto. Quando ci avevi davvero scommesso, ma non andate, ed hai perso parecchio, hai una vita davanti e ti sembra di essere vecchio. Se non sai cos'è che ti fa male e se esiste un modo per guarire, cercami nel cuore, io ti incontrerò. Prova ad ascoltare, io ti parlerò. Lasciati guidare, non temere mai, cercami nel cuore e mi troverai. Ogni giovedì alle 9 c'è un pezzo di musica cristiana. Penso che siamo l'unica radio a fare una cosa del genere. Questa volta Elena Bellucci, Cercami nel cuore. Arriva da Poggibonsi, Siena, ed è presente nella compilation I grandi duetti della musica cristiana, a 2 a 2. Brava Elena Bellucci, ma brava anche Tiziana Manenti, che ci è venuta a trovare martedì. L'abbiamo ospitata qui nei nostri studi. Trovate la sua intervista se cercate Radio Libertà su YouTube, su Facebook, oppure ascoltate domenica dopo le 12:30 il meglio o il peggio della rassegna stampa di Sammy Varin. 5 minuti dopo le 9 del mattino, ancora il buongiorno da Sammy Varin. Tra poco parliamo di Bagna Cauda. Prima però questo evento, non posso non parlarne, ragazzi. Io sapevo sciare, forse mi ricordo bene. Se sapete sciare, al Tonale il 21 febbraio col Carroccio si scia senza sciaria. Guardate la locandina che carina. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, una ne fa, 100 ne pensa. L'ultima trovata è una fiaccolata al Tonale, Ponte di Legno, Brescia, per ribadire il suo no all'islamizzazione dell'Italia. La manifestazione si svolge il prossimo 21 febbraio alle 18. Con Silvia Sardone ci saranno anche le altre 2 donne europarlamentari anti-islamizzazione della Lega, Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi. Saranno loro a guidare il serpentone che scenderà a valle sulla pista balena, fiaccola in mano. Lo scopo dell'iniziativa è chiaro: dire ancora una volta no all'islamizzazione che nel silenzio colpevole della sinistra sta invadendo il nostro paese e tutto l'Occidente. Una battaglia che la Sardone porta avanti sin dal suo primo mandato all'Europarlamento e che le valsa una raffica di minacce di morte a lei e alla sua famiglia, tanto che all'eurodeputata è stata assegnata una scorta. La battaglia della Sardone è stata condivisa già nella scorsa legislatura anche dalla collega toscana Susanna Ceccardi e dal 2024 anche dall'ex sindaco anti-Islam di Monfalcone
Anna Maria Cisinte. Le tre recentemente hanno presentato a Bruxelles una proposta di legge per vietare il velo di qualsiasi tipo alle bambine all'interno delle scuole. Il 21 febbraio la fiaccolata servirà a ribadire questa battaglia e sarà un antipasto della manifestazione indetta da Salvini a Milano il prossimo 18 di aprile. Se ne parla oggi sul Libero. Il 21 febbraio col Carroccio si scia senza Sharia, ma molto più vicino l'evento che ci sarà a Grugliasco in provincia di Torino che giorno? Il sabato 7 di febbraio, e conto alla rovescia. Fatemi parlare con una delle organizzatrici. C'è con noi Nunzia Risicato. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno e grazie sempre per l'opportunità che ci dai di pubblicizzare il nostro evento che a distanza di anni la sezione di Grugliasco ha voluto fortemente. Grazie, sì, perché, ma sai che era da anni che ce lo chiedevano anche i nostri ascoltatori, la bagna cauda che, lo ricordiamo per gli ignoranti come il sottoscritto, è il piatto simbolo della tradizione gastronomica piemontese, un vero e proprio rito conviviale, signori. Tra poco vi diciamo cos'è. L'avete fatta per anni, poi per le motivazioni più diverse non si è più riuscito. Adesso è tornata la bagna cauda. Raccontaci, Nunzia. Certo, è tornata appunto come dicevi tu il 7 febbraio alle ore 20 presso la Pro Grugliasco, qui a Grugliasco in via Leonardo da Vinci numero 20. Allora, la serata inizierà alle 20, ci saranno sicuramente degli antipasti di salami, formaggi e dopo ovviamente la grande bagna cauda, proprio la tradizione piemontese. Ovviamente ci sarà anche un dolce, acqua, caffè, ammazza caffè, vino, ovviamente, vino piemontese, e per chi, ahimè, non gradisce la bagna cauda abbiamo anche comunque la soluzione degli agnolotti burro e salvia, ecco, in modo da accontentare un po' tutti, perché non tutti sopportano tanto l'aglio. Mi spiace perché è veramente un piatto da non perdere, perché è veramente veramente ottimo. No, quando ci vuole, ragazzi. Di questi tempi poi si torna a casa belli tosti. Allora ricordiamo, questo piatto, la bagna cauda, non è altro che una salsa calda con aglio e acciughe, in cui vengono intinte le verdure più particolari, sia crude che cotte. È vero, Nunzia? Esattamente. Dal peperone crudo, la verza, il tapinabur, poi c'è anche la patata lessa, c'è chi anche si porta l'uovo e lo apre all'interno sopra il sugo della bagna cauda, che viene servita in fouillotte di terracotta, dove all'interno c'è lo spazio per mettere una candelina, quindi rimane sempre bella, calda. Cioè, avete capito? È un fornelletto praticamente con la candela sotto, no? Che ti tiene calda la pentola, e tu c'hai questa salsa calda dove pucciarci dentro e intingere le varie verdure. Le varie verdure, esattamente, dalle carote, e c'è di tutto, ecco, le verdure soprattutto anche di stagione. Diciamo che la verdura top, ovviamente il peperone, la verza, i tabinabur, che sono quelli che proprio sono caratteristici della bagna cauda. Quindi io prevedo, è un evento targato Lega, ma prevedo che ci sarà un fracco di gente anche che la Lega sì, ma io vengo per la bagna cauda, perché è molto ricercata questa cosa e non è facilissima e velocissima da preparare, quindi insomma... Assolutamente no, è un lavorone, è veramente un lavorone. Bello. Noi ricordiamo le nostre feste passate, avevamo circa 350 persone, ecco, quindi immagina un po' il lavoro. Adesso stiamo ripartendo dopo 6 anni, per cui abbiamo anche dei posti più limitati, ecco, per cui invito chi vuole partecipare a contattarmi, perché così almeno riusciamo a tenere il posto anche a loro. Ecco. Assolutamente sì, vi do il numero 338 29 16 908, ripeto 338 29 16 908, rispondi proprio tu, Nunzia. Esattamente, rispondo io. Ragazzi, Tra ci si vede. Volevo aggiungere velocemente che con il biglietto di ingresso
ovviamente diamo un numerino e ci sarà una lotteria con dei premi. Primo premio friggitrice d'aria, giusto per così, buttarla lì. Quindi ci sarà anche questa estrazione che è compresa nel prezzo. Signori, 30 euro spesi bene per stare in compagnia. Tra parentesi, ci saremo anche noi di Radio Libertà. Io ti ringrazio. Non potevate mancare. Grazie Nunzia per questo invito. Non manchiamo, sto spargendo la voce, vediamo chi riesce ad apparire e poi ci saranno vari esponenti politici della Lega. Esatto, del territorio soprattutto. Abbiamo consiglieri regionali del Piemonte, in questo caso verrà il Andrea Cerutti. Bene. Poi invece abbiamo l'onorevole e segretario provinciale della Lega Provincia di Torino Elena Maccanti e poi l'onorevole e questore della Camera Alessandro Benvenuto. E allora, signori, del territorio. ci vuole un po' di buona politica, ma soprattutto cose tradizionali a Grugliasco in provincia di Torino. Segnatevi questo appuntamento, ma soprattutto chiedete subito a moglie o a parenti: dai, prenotiamo sabato 7 febbraio ore 20 alla Pro Grugliasco di via Leonardo da Vinci 20 a Grugliasco Torino, Bagna Cauda targata Lega. Un grande piacere, Perfetto. Nunzia, di rivederti. Grazie, sicuramente. Grazie e ci vediamo presto. Grazie mille A e presto. saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao, Nunzia Risicato, segretario cittadino della Lega Grugliasco, tra gli organizzatori di questa Bagna Cauda, ma avete visto, non solo Bagna Cauda, se proprio non la volete, l'antipasto di salumi misti e formaggi, gli agnolotti di magro, burro e salvia, si riesce a sopravvivere e poi ci avrete Sammy Varina al tavolo con voi. Cosa volete di più nella vita? Giro ancora sul quotidiano Libero, lo spacciatore ucciso a Milano. Schlein processa la gente, verificare l'uso della forza, hai capito? Cioè doveva aspettare la cosa che il poliziotto che ha sparato, ma sta lì a sparare, ma devi prima guardare bene quella pistola, è vera, è falsa, cosa mi voleva fare, magari non ti voleva mica fare male, faceva solo boom. La segretaria del PD dice: la magistratura è indipendente e valuterà il caso e la procura chiede l'analisi dei telefoni ed esami tossicologici sul poliziotto. Incredibile. E lo sapete, nel pacchetto sicurezza della Lega si cerca un attimino di venire incontro a queste problematiche. Insomma, la polizia deve fare la polizia. Ancora un minuto per ricordarvi sul Libero una bella pagina con un stupendo ricordo di Roberto Maroni. L'intervento, l'articolo che Roberto Maroni scrisse tanti anni fa sul federalismo. Perché il federalismo è indispensabile. L'intervento di Maroni del 1993 pubblica oggi Libero per concessione dell'editore ampi stralci della lettera scritta da Roberto Maroni al Corriere il 30 dicembre 93, contenuta nel volume Discorsi politici e parlamentari, pubblicato dalla Camera dei Deputati, con prefazione di Lorenzo Fontana e introduzione di Corrado Ocone. Paginone quest'oggi interessantissimo per noi che viviamo per il federalismo e l'autonomia. In questo caso un bellissimo ricordo di Roberto Maroni su Libero. Ultimissima segnalazione a pagina 16. I bambini vanno tolti alle famiglie solo se sono davvero in pericolo. In un documento le regole elencate dal Garante per l'infanzia. La Terrani dice: allontanare il minore deve essere una misura eccezionale. Ascolto del piccolo da parte del giudice, comunità come estrema ratio, non coinvolgimento delle forze dell'ordine. È arrivato un vero e proprio manuale. A proposito della famiglia nel bosco, dopodomani, sabato 31 gennaio, a Palmoli, in provincia di Chieti, ci sarà una fiaccolata di vicinanza per i Birmingham Trevaiol, al secolo oramai per tutti, la famiglia nel bosco. E ancora lì che aspetta l'interprete, lo psicologo, cioè ormai vittima di una burocrazia che li vuole uccidere, se non solo psicologicamente, perché in questo modo la famiglia si separa, iniziano a litigare, iniziano a essere nervosi, iniziano... Avanti con le notizie, signori! E adesso c'è una notizia che non vi aspettate, perché non ne parla più nessuno. E già,
è successo da troppo tempo a San Zenone al Lambro, alle porte di Milano. È successo troppo tempo fa, ma soprattutto c'è qualcuno che vuole che non se ne parli. Già. A settembre un richiedente asilo del Mali ha violentato e picchiato una 18enne nel parcheggio ovest della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Ci sono novità e non vi piaceranno. Abbiamo con noi il militante della Lega e consigliere comunale della Lega San Zenone al Lambro, Matteo Costa. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Hai detto bene, purtroppo ci sono novità e sottolineo purtroppo non sono positive, nel senso che le novità sono che attualmente questo richiedente asilo ha fatto una proposta di risarcimento perché gli è stato accettato il processo per rito abbreviato, quindi avrà anche sicuramente un trattamento di favore per la riduzione della pena e addirittura si sta cercando di fare un patteggiamento in modo tale che comunque lui possa avere una ulteriore scontistica comunque della pena. Ancora una volta si dimostra che diciamo che la legge non è uguale per tutti. Perché come ho sentito giustamente prima, per la povera famiglia nel bosco gli si sta facendo passare tutte le pene dell'inferno con perizie su perizie, mentre siccome qui si sta trattando di un richiedente asilo, diciamo che come al solito certi determinati giudici stanno avendo un'altra determinata tipologia di trattamento, ecco. È incredibile questa cosa del risarcimento, cioè questo Gambiano, ospite in una comunità, offre un risarcimento alla vittima, ma quale risarcimento può mai offrirgli? Dove trova i soldi? Si faranno una colletta sicuramente, possiamo immaginare chi, Matteo? Esatto, ma infatti tra l'altro comunque questo soggetto era già stato comunque segnalato perché era anche violento in famiglia, motivo per cui comunque era stato, infatti pende su di lui una denuncia per maltrattamenti, nonostante ciò è stato comunque mandato a lavorare in questa comunità e mentre comunque era impermesso dal lavoro ha avuto la brillante idea di venire a fare un giro nella nostra stazione, visto che comunque il posto dove lavorava, il rifugio dove lavorava comunque è limitrofo e ha deciso di compiere quest'atto deplorevole, ecco. Che ha fatto schifo in tutta Italia per 2 giorni forse, poi tutto è stato insabbiato. Questa ragazzina di 18 anni picchiata e violentata a San Zenone al Lambro, poi si è tutto insabbiato, chiuso in un cassetto. Ma come mai secondo te questa cosa? Perché ci stavano lavorando intorno, dovevano trovare l'escamotage. Ancora una volta c'è una certa magistratura, io dico una certa perché per fortuna non sono tutti così magistrati, giudici, ma vengono chiamati in questi casi proprio quelli giusti per fare in modo che ci sia un escamotage e in questo caso che venga ridotta la pena, Matteo. Esatto. Sono pienamente d'accordo con te. Per fortuna non sono tutti, sono soltanto una parte, però a maggior ragione io a questo punto comunque mi ricollego anche al referendum che ci sarà il 22 e il 23 marzo, dove secondo me sarà importantissimo votare comunque per il sì, in modo tale che finalmente ci sia un inizio di una riforma giusta, con una giusta separazione comunque delle carriere, in modo tale che comunque si cercherà di mettere un po' di a un freno al fatto che comunque la magistratura faccia politica al posto comunque di andare a fare il proprio mestiere, perché a questo punto di politica parliamo, di questo parliamo, perché comunque poi abbiamo avuto anche la dimostranza con quello che è successo anche con il ministro Matteo Salvini, dove comunque alla fine dopo svariati processi è risultato sempre innocente, però nel frattempo comunque si era andato a colpire un ministro che prima era in carica. Quindi diciamo che purtroppo queste azioni casualmente sono sempre ripetitive, casualmente sempre in un'unica direzione.
Chiaro. E casualmente c'è solo un movimento che si chiama Lega e che cerca in qualche modo di portare avanti le istanze dei cittadini, di chi ha paura a uscire di casa la sera, anche a San Zenone al Lambro, che tu ci vivi, penso che sia uno dei paesini più tranquilli di tutto l'Interland di Milano. Mai si pensa che può accadere una cosa del genere, ma c'è un centro per immigrati proprio lì in zona, è vero Matteo? Esatto. Infatti comunque è sempre stata, hai ben detto, è sempre stata comunque una comunità molto molto tranquilla. Diciamo che purtroppo poi da quando è successo comunque questo fatto, ovviamente sono rimasti tutti molto scossi e ovviamente c'è sempre stata un attimino un po' di paura, a tal punto che comunque ho portato anche in consiglio comunale delle mozioni per cercare di sensibilizzare l'amministrazione attuale, che ovviamente orientamenti di centro-sinistra, dove comunque per loro, come al solito, si tende sempre a sminuire questi atti, e invece noi, come ben detto, sensibili dei sentimenti comunque dei cittadini, cercando di sensibilizzare, qualche risultato abbiamo portato a casa, perché comunque sicuramente abbiamo avuto un ripristino del sistema di videosorveglianza comunque della stazione, ma comunque anche in generale, e comunque abbiamo ottenuto anche dei potenziamenti per quanto riguarda i presidi di polizia locale e non solo. Quindi Bene. ecco, diciamo che per fortuna comunque qualcosa si è mosso a livello comunque locale. Bene, la Lega ha svegliato il comune di San Zenone perché erano rotte le telecamere del circuito di sorveglianza della stazione, capito? Già loro ce l'hanno con la privacy dicendo no, non si può riprendere la gente, ci hanno menato il torrone per decenni su questo argomento. Poi siamo riusciti a mettere le telecamere, già se però non vengono manutendute, sai com'è, bisogna ogni tanto controllare che funzionino. Mi zittisco! Posso solo ringraziare il militante della Lega e consigliere comunale a San Zenone al Lambro, Matteo Costa. Grazie per l'impegno. Grazie a te Non e molliamo. buona giornata. Grazie. Assolutamente, grazie. Grazie Matteo Costa, e capite un attimo, adesso si va verso il rito abbreviato per questo gambiano che ha picchiato e violentato la 18enne alla stazione. Abbiamo 5 minuti, io li sfrutto al meglio. Apro le linee 0292947222, non perdo un attimo, voglio sentire i nostri ascoltatori. Cosa ne pensate? Quanti argomenti vi ho messo sul tavolo? Vi ho fatto arrabbiare non poco vedendo i WhatsApp. Tranquilli, sono qui anche dalle 11 in poi, li leggerò tutti quanti, ma qualcuno inizio già a leggerlo. Buondì Sammy, ma l'AISE è dal 2003 che esiste, ignoranti. E come ne stiamo parlando? Con Biden e con Obama, signori, ne hanno combinate di tutti i colori, si fa per dire, insomma, fanno il loro lavoro, certo sono un po' rudi, lo dobbiamo dire. Ni scemi, ma se si sapeva da sempre che il roccione era di sabbia e adesso paghiamo tutti. Io ho pagato il geologo per poter costruire la mia casa già nell'85 per tastare il terreno. Non si sa più cosa pensare ovunque giri la testa, ci scrive la Monica. E ancora WhatsApp 3406709659. Tranquillo Sammy, la prossima campagna elettorale Salvini potrà promettere false pensioni di invalidità, case abusive, reddito di poltronanza, eccetera. Brava Lega, sei perfettamente in linea con le schifezze italiche, caro Ferdinando. Il tuo articolo scherzoso è proprio veritiero. Se prometti queste cose fai un fracco di voti. Parole sante. Ciao Sammy, ma la CEI è composta da esponenti che vogliono agevolare i musulmani, visto che stanno allontanando il popolo dalla fede, con le loro dichiarazioni? Gianluca da Carnate, è interessante questa cosa. Da una parte agevolano i musulmani, ma si troveranno insieme in chiesa perché gliela affittiamo, musulmani e gay. E ci sarà da capire che faccia faranno quando si vedranno. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, io l'ho chiamata per la violenza. Signor Semmi, i coltelli al posto delle parole. Allora, oggigiorno mi sembra, molte persone fanno molta fatica ad intendersi. Si sanno poco usare le parole e il discernimento, dico io, per capirsi reciprocamente. Allora cosa succede? Allora spuntano i coltelli
per esprimere il disappunto e la rabbia. Ciò denota, signor Semmi, un grande allontanamento tra le persone, forse per il troppo virtuale nella propria vita. E molti sono i giovani che invece della parola usano i coltelli. Come è entrata nella loro vita la violenza messa in atto per un semplice sgarbo, bisogna che i giovani ritornino alla parola per esprimere se stessi e per ascoltarsi. Sì, imparare a parlare, signor Semmi, perché lo si è dimenticato, e capire che la parola è importante poiché denota l'umanità e la civiltà tra le persone. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Io ti ringrazio, certo che se per parlare tirano fuori il coltello è forse meglio che stiano zitti. Se volevi farci arrabbiare ci stai riuscendo benissimo. Non si capisce perché Vannacci abbia messo in piedi una corrente, un nuovo movimento, proprio all'inizio della campagna referendaria e dando appigli ai pidioti per darci addosso. La sensazione di disorientamento è palpabile e non serve far finta di niente. Vero Marco? Ve l'ho data questa sensazione, ve l'ho messa sul tavolo, sono disorientato anch'io. Pronto? Ciao Semmi, sono Ornella da Lecco. Ciao. Ciao, altro che cappuccino hai capito cosa voglio dire? Hai capito. Il caffè anche va per traverso. Poi voglio dire una cosa io che nessuno non sento dire, cioè visto che quelli di Akatasuma fanno questa manifestazione, hanno già detto tutto quello che vogliono fare, tutto qua. Cioè, secondo me, il ministro dell'interno avrebbe tutta la possibilità di intervenire, di fermare questi qua, perché manifestare non dà il diritto di devastare. A me per tutto quello che sento io, questi vanno giù a fare non so chissà che cosa, non so. Dovrebbero devastare non so, almeno quello che ho sentito io. Grazie cara, potrebbero esserci delle sorprese, certo, le Olimpiadi ormai sono qua. Buongiorno anche a chi dice che si è rotto proprio il puntini, questi fratellastri non ce la daranno mai l'autonomia, ma io non sono così negativista su questo. Bisogna dire al giornalista De Angelis, capito perché i giornali perdono copia go-go? Perché ci sono giornalisti che si inventano articoli come te. Beh, lui ha fatto lo spiritoso De Angelis oggi. Non riesco a capire che c'è il governo di destra ma sembra comandi ancora la sinistra. Svegliaci, dice Pietro. Ancora una chiamata, pronto? Ciao. Buongiorno Sammy, Paolo da Treviso. Ciao Paolo. No, volevo solo dirti che qua la gente non si mette in testa che bisogna uscire di casa e fare delle proteste spontanee, perché sennò qua ci metteranno sempre più i piedi sulla testa. Bravo. Manifestazioni, stiamo tardando ma la faremo anche noi. Buongiorno Sammy, scusami per l'intromissione, è possibile sentire la versione italiana di Summertime, tempo d'estate del gruppo originale bresciano dei Dalton, anni 66-69, cantante Mimmo Saponaro. Mamma mia, noi siamo vintage, ma qua è follie vintage. Vedremo, lo dico al nostro regista, ma per il momento io mi devo fermare. Vedo Sallusti, il nostro direttore, che sta per entrare. Arriva il suo editoriale. A più tardi.